È stato oggi il giorno del debutto a Varese per la riforma Cartabia, la riforma del processo penale, l'esordio questa mattina nell'aula C del Tribunale di Varese con 15 procedimenti dinanzi al GUP Giuseppe Battarino. Pronti via, ecco subito l'applicazione della riforma. Assolta, in base ai nuovi criteri del non luogo a procedere, una donna accusata di aver falsificato documenti per ottenere il reddito di cittadinanza. E poi la novità del fascicolo elettronico. Gli atti da verbalizzare non vengono più scritti a penna ma col computer. Un'altra applicazione della riforma si è avuta questa mattina nei confronti di un imputato cosiddetto invisibile, cioè irreperibile non perché si è dato la latitanza. Sentenza anche in questo caso di non luogo a procedere, ma qualora dovesse ricomparire il procedimento verrà riaperto. Da ultimo la novità forse maggiore, le pene sostitutive al carcere che vengono decise ora direttamente dal GUP contestualmente alla sentenza di condanna. Non c'è stata applicazione oggi, solo rinvio, perché la riforma prevede la presenza dell'imputato o una procura speciale del suo difensore.